Ben ritrovati a 7 Sere. Allora continuiamo il nostro viaggio nell'artigianato e lo portiamo direttamente nel nostro salotto. Parliamo di questo settore perché è un settore che attualmente parla veramente di qualità e soprattutto di forza. Allora do subito il ben ritrovato al presidente di GEFI SPA Antonio Antiglietta, ben ritrovato e benvenuto. Buonasera. Ad Angelo Caterino, architetto e designer dell'azienda Matteo Caterino Arredamenti. Benvenuto. Buonasera. E allora, grazie per averci portato uno dei tantissimi espositori, più di 2900, che parteciperanno all'Artigiano in Fiera. Ricordo rapidamente le date, sarà dall'1 al 9 dicembre, poi trovate tutti i dati sul sito di Artigiano in Fiera, ma la ringrazio per averci dato la possibilità di parlare in concreto di quello che abbiamo accennato nei nostri scorsi appuntamenti, allora di un ricambio generazionale possibile, anzi doveroso. E allora questa sera parliamo del coraggio di portare avanti un'azienda, un lavoro, un mestiere magari iniziato dai nonni, magari dai padri, che attualmente poteva spaventare, poteva non essere fonte di reddito, invece non è così, ha cambiato, stravolto totalmente l'idea. Allora questo lo facciamo e questo è un po' quello che si riscontra in tutti gli espositori, in tutte le aziende che hanno partecipato, giusto? Lei questo me l'ha detto e me lo conferma? No, ma glielo confermo, ma potrà essere già un'esperienza per tutti i nostri visitatori che vengono dal 1° dicembre al 9 dicembre da noi in Artigiani in Fiera. Incontreranno moltissimi artigiani giovani insieme ai padri, magari in alcuni casi loro già direttamente protagonisti. Questo dice che il futuro dell'economia è artigiana. E questo accade solo quando i giovani prendono la tradizione dei padri, la innovano con la loro formazione e le loro conoscenze e lo fanno diventare la sfida del mercato presente e futuro. Benissimo, adesso entriamo subito con lei direttamente in quello che sarà il padiglione. Quale padiglione sarà? Esattamente per il design? Padiglione 4, proprio nel cuore del padiglione 4 c'è questo spazio dell'arte, del design e della moda che rappresentano un po' questa tensione dei giovani verso l'innovazione e la qualità. Ed eccoci allora. Eccoci. Buonasera, entriamo subito nel vivo di un'azienda che ha deciso di mettersi in mostra in questi giorni perché, secondo il discorso che facevamo nella prima parte della nostra puntata, è un piccolo trampolino di lancio per dire eccoci, siamo anche noi sul mercato, siamo competitivi e di qualità? Esatto, sì, noi deriviamo in particolare da un'antica tradizione nella lavorazione dei legni, in particolare nell'arredamento su misura. E quindi siamo abituati ad entrare direttamente nella casa dei nostri clienti e quindi a instaurare un rapporto di fiducia che si va consolidando negli anni. E il nostro vanto principale è ancora quello di venire contattati dai nostri primi clienti che hanno bisogno di trasformare, modificare, riutilizzare i nostri mobili, quindi in controtendenza rispetto alla modalità usa e getta che si sta sviluppando ai giorni nostri. Noi riutilizziamo quello che abbiamo fatto, perché i mobili fatti artigianalmente hanno la caratteristica di essere appunto solidi e durevoli nel tempo, quindi completamente all'opposto di quello che può essere una produzione industriale, ed è proprio questa la differenza di base che ci può essere tra la qualità artigianale e quella industriale. Allora, senza nulla togliere, perché forse oggi nel mondo di oggi che è così rapido, così in evoluzione, benissimo, largo spazio a una produzione che dà ritmi più veloci e più possibilità di avere più cose, però la differenza di base dove sta? In un rapporto qualità-prezzo, in un rapporto semplicemente con la qualità, in un rapporto tra persone? Dov'è quella incisiva? Forse, come diceva lei, è proprio il mix di questi elementi. Uno, il rapporto tra chi produce per esempio un arredo per una casa e chi deve farlo per sé, quindi è innanzitutto il fatto che l'artigiano partecipa del desiderio della costruzione di un arredamento così come il proprio interlocutore lo vuole. Dall'altra, questo usa delle qualità, delle tecnologie, anche della grande impresa, perché poi la grande impresa italiana nell'arredo non è una cosa di poco, la qualità nostra è rappresentata indubbiamente come leadership dalla grande impresa dell'arredamento, ma chi lo può fare su misura? Cioè chi può determinare una costruzione di un appartamento, di un monolocale, di un bilocale, di un trilocale che ha certe caratteristiche non altre, non standard, su misura. Ecco, la sfida che noi poniamo anche in fiera sullo spazio del design, ma anche sul spazio dell'abitare la casa,
è proprio dare il compito che ha l'artigiano, dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè chi può costruire su misura è l'artigiano, chi può instaurare un rapporto in cui io faccio mie i tuoi desideri è l'artigiano, e in questo, terzo elemento, l'artigiano mette insieme qualità, innovazione e unicità. Assolutamente. Assolutamente. E allora lei ci ha parlato un po' del punto di forza dell'azienda artigianale, quello di essere in diretto contatto e soprattutto di avere una fidelizzazione nel proprio cliente, che invece che continuare a cambiare ha casa sua fatta sempre così, sempre con la stessa qualità, che si può rinnovare nel tempo secondo i suoi desideri, secondo quello che diceva anche il Presidente. Ma io vorrei tornare un po' all'inizio della sua professione, quando lei ha sposato questo mestiere. Allora mi chiedo, c'è stato un periodo di paura, di incertezza? Quando, io glielo chiedo in rappresentanza di tutti gli artigiani come lei, quando si inizia una carriera lavorativa di questo tipo, ci sono delle paure o si sente che comunque è un qualcosa che pagherà? Beh, l'artigiano non è un mestiere, è un'arte, per cui è un mestiere che si fa con il cuore, per cui se non c'è il coinvolgimento emotivo il risultato è sempre scarso e deludente, anche perché richiede molti sacrifici e molta convinzione, per cui va da sé che le proprie convinzioni debbano supportare la propria scelta. E, diciamo 50 anni fa era diciamo una consuetudine la scelta di un mestiere, oggi invece si tende più che altro a rifornirsi di informazioni per poi lanciarsi sul mercato in un secondo tempo, cercando una strada più conforme alle proprie aspettative. Invece noi, Giocoforza, essendo un'azienda familiare, abbiamo dovuto contare sulle nostre forze e quindi ci stiamo rinnovando. In particolare in questo periodo di crisi abbiamo rispolverato alcuni progetti che io avevo nel cassetto e che per mancanza di tempo non abbiamo mai potuto sviluppare, per rinnovarci e poi il risultato è stato molto incoraggiante. Benissimo, allora io direi, Presidente, di dar forma a questa arte. Certo. Vediamo un pochino di questi progetti che possono fare la differenza. Ce n'ha portato uno, ce lo racconta? Sì. Noi siamo partiti da una modalità di giunzione degli elementi tradizionale, che è l'incastro. L'abbiamo rivisitato e implementato con una connotazione estetica secondo me molto gradevole, in quanto appunto normalmente l'incastro si cercava di celare, di nascondere, invece per noi è diventata la forza che ha dato un carattere proprio al progetto. Io le chiederei proprio di farci vedere come funziona, si alzi pure e dia vita insomma al suo arredo. Questo è il classico incastro a forbice, per cui abbiamo 3 elementi essenzialmente bidimensionali che, composti insieme in una maniera molto intuitiva e semplificata, danno vita a un complemento d'arredo che ha delle caratteristiche di multifunzionalità e trasformabilità, proprio per venire incontro alle esigenze di trasformazione delle case moderne, soprattutto che, avendo spazi piccoli, hanno bisogno di adattare i propri strumenti alle proprie esigenze, un po' come avviene anche con il computer o gli altri mezzi di comunicazione, che sono fortemente personalizzabili. Noi abbiamo cercato appunto di applicare questo concetto di personalizzazione al nostro prodotto. Benissimo. Per chi avrà l'occasione di venirci a trovare in fiera potrà sperimentare dal vivo quello di cui sto parlando. Ecco, questo è importante. In fiera ci sarà una possibilità unica, si potranno seguire i processi produttivi, per cui si potrà seguire veramente la storia e la vita di quello che poi viene nelle nostre case. E poi ovviamente possiamo prendere spunti per un domani fatto proprio artigianalmente, una casa fatta artigianalmente, ma ricordiamoci che è periodo di feste, per cui piccole idee regalo anche di questo tipo non mancano mai. Ci siamo tanto dedicati all'arredo, importantissimo però dire che insieme al design c'è tantissima moda, con eventi, manifestazioni e sfilate, giusto Presidente? Sì, perché anche qui abbiamo insieme agli artigiani del design gli artigiani della moda, no? E chi sono gli artigiani della moda? I sarti.
È incredibile, ma è interessante vedere come ci sono tanti giovani che hanno intrapreso la strada della sartoria, anche qui hanno fatto la gavetta, hanno studiato, poi si sono messi in proprio, molti di loro non hanno neanche tempo per respirare, tanto lavoro hanno, ed è molto interessante perché è un'occasione anche questa per tirar fuori il futuro degli stilisti italiani. Non dimentichiamoci che Armani, Versace, Valentino, prima di diventare dei grandi stilisti, erano dei sarti e noi dobbiamo auspicare e sostenere i nostri giovani che aprono questa attività perché da loro pescheremo i Valentino, i Versace, gli Armani del prossimo futuro. Questo vale per la moda e quindi faremo moltissime sfilate di moda con i loro vestiti, così come la stessa cosa vale per i giovani designer, vale per l'arredo, ma vale per l'agroalimentare, ma vale per le tessiture in genere, cioè tutta la produzione che viene fatta trasformando la materia gioca la grande sfida della bellezza e della bontà. E sulla bellezza e la bontà noi conquisteremo il mondo. Assolutamente, allora l'Artigiano in Fiera è proprio un viaggio nella bellezza che conquista tutti i sensi, allora è bello da vedere ma è bello anche da gustare perché saranno tanti gli appuntamenti anche con il gusto. 5 secondi solo per dire questa sfida che lei coglie partecipando all'Artigiano in Fiera, cosa si aspetta le porti, magari in termini numerici di ingrandimento, magari in termini di contatti con qualcosa che sembrava inarrivabile, che cosa vuole? Beh, noi siamo abituati al servizio verso il cliente, per cui concepiamo questa installazione, questa presenza in fiera come un servizio verso il cliente. Quello che ci aspettiamo è appunto questo rapporto personale, di ricostruire questo rapporto personale con la nostra clientela, che è per noi l'investimento più grande. Bene, benissimo. E allora l'appuntamento è dall'1 al 9 dicembre, importantissimo dire che l'ingresso è gratuito. La vostra sfida invece qual è? Superare i 3 milioni di spettatori? Sono sicuro, perché la gente ha bisogno di trovare luoghi di positività e in questo periodo l'Artigiano in Fiera rappresenta la più grande fiera campionaria del lavoro del mondo e quindi venire significa gustare, vedere e anche prendere una boccata di ossigeno davanti a questo clima abbastanza grigio in cui viviamo. Certo, è vero. Allora io vi ringrazio infinitamente per averci fatto prendere questa prima boccata di aria di vera qualità. Grazie, grazie davvero. Adesso c'è un pochino di pubblicità e poi torniamo qua, parliamo di vacanze, neve e tantissimo relax. A tra poco.